Ritorna il campionato di calcio tra le parrocchie di Favara organizzato dalla Lega Calcio Interparrocchiale, presieduta dal conduttore televisivo Salvatore Fazio. L'obiettivo della Church Cup ancora una volta sarà quello di rendere i giovani sani protagonisti in campo nel rispetto delle regole e dell'avversario. Grazie a questo evento i giovani vengono impegnati in maniera sana attraverso lo sport e sani valori. La manifestazione è inserita nel ricchissimo programma dei festeggiamenti in onore di San Calogero, partiti ieri. E proprio ieri sera, con una cerimonia in grande stile, nel salone della parrocchia San Calogero è stato presentato il torneo Church Cup 2011. Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti tra le squadre partecipanti. Presenti gli organizzatori, cioè il direttivo della Lega Calcio, composto oltre che dal presidente Salvatore Fazio, dal vicepresidente l'ingegnere Eugenio Alba e dal segretario l'ingegnere Simone Virgone. Cerimonia alla presenza anche dei rappresentanti del Comitato San Calogero, del parroco Don Pietro Profeta che ha esortato i giovani a gareggiare con sportività, del decano Salvatore Sciortino e dei rappresentanti delle squadre partecipanti. Fischio d'inizio della Church Cup 2011 questa sera alle 21 al campo Don Giustino dei Padri Vocazionisti. Si parte con la sfida tra San Calogero e Giovanni Paolo II, squadre dei giovani di Chiesa Madre e della Madonna del Transito. A seguire alle 22 match tra San Giuseppe Artigiano e Madonna dell'Itria. Le gare saranno arbitrate dal signor Carlo Amel di Porto Empedocle. Il torneo è patrocinato, oltre che dal Comitato dei Festeggiamenti di San Calogero, dall'US Acli di Agrigento.